Martedì prossimo ad Agrigento arriverà il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Del Rio. Ad accogliere il prefetto Nicola Diomede. Sarà il giorno della cerimonia di inaugurazione della raddoppiata strada statale 640 dell'Agrigento-Caltanissetta. 8 anni dopo la posta della prima pietra, i lavori sembrano davvero essere al capolinea. L'inaugurazione riguarderà, e questo è certo, il tratto agrigentino del primo lotto. Ed è corsa contro il tempo per restituire la circolazione, dunque ultimare, se ci si riesce in tempo, anche il tratto di Racalmuto, Castrofilippo e Canicattì. Il finanziamento dell'opera dal chilometro 9,800 al chilometro 44,400 risale al dicembre 2005, quando il CIPE stanziò poco meno di 595 milioni di euro. Il progetto definitivo ha previsto la costruzione di 20 viadotti, 3 gallerie artificiali e 8 svincoli, di cui 2 di nuova costruzione e 6 di adeguamento a quelli esistenti. Il 9 marzo del 2009 la simbolica cerimonia di posa della prima pietra, alla quale parteciparono gli allora ministri delle infrastrutture, dei trasporti e della giustizia rispettivamente Altero Matteo e Angelino Alfano. Negli ultimi mesi si è registrato un nuovo tour de force da parte degli operatori, che hanno ripreso a lavorare anche durante le ore notturne e durante i festivi. Ed anche gli automobilisti più distratti se ne sono immediatamente accorti, visto che chiusure e deviazioni su strade provinciali e complanari sono state quasi quotidiane.